nuovo centro di raccolta intercomunale per tutti gli utenti di Etra Multiutility. La nuova struttura in via Veneto, zona industriale di Cittadella, è stata realizzata anche grazie al finanziamento PNRR di 1 milione di euro ottenuto da Bacino Brenta per i rifiuti con la collaborazione di Etra Spa, società benefit, su un totale di spesa di 3 milioni di euro. Questo è un centro di raccolta rifiuti che serve ben 3 comuni, quindi è una iniziativa lungimirante perché ci sono ben 3 comunità che possono portare i rifiuti, è un H24 e quindi i cittadini possono portare il rifiuto quando credono, quando ritengono. È un servizio aggiuntivo, non sostitutivo della raccolta differenziata e porta a porta che facciamo in tutti quanti i comuni, ed è un servizio anche innovativo perché vicino a questo qua c'è il centro del riuso, che voi sapete essere un centro dove oggetti di arredamento, giocattoli, quant'altro possono avere una nuova vita, e quindi noi contiamo che con queste 2 realizzazioni di ridurre la produzione di rifiuto e nello stesso tempo di aumentare la raccolta differenziata. Abbiamo inaugurato Campodasso, abbiamo inaugurato Cadone, abbiamo inaugurato Rubano, ben 2 a Rubano, e adesso c'è questo di Cittadella, ma ne abbiamo in programma molti altri, perché abbiamo ricevuto su questi qua quasi 11 milioni di fondi PNRR e ci eravamo impegnati a realizzarli entro il 31/12, quindi uno alla volta li stiamo inaugurando tutti quanti. Dal prossimo 3 febbraio tutte le utenze domestiche di Etra potranno accedere al nuovo centro di raccolta, in particolare i cittadini di Cittadella, San Giorgio in Bosco e Tombolo potranno conferire rifiuti riciclabili nella nuova area H24. L'utilizzo della struttura potrà avvenire grazie all'ecotessera, con la quale tutte le utenze domestiche potranno accedere ai centri di raccolta in circolarità presenti sul territorio di Etra, a prescindere dalla propria residenza, beneficiando di una maggiore flessibilità organizzativa con diverse opzioni di orari e luoghi. Come funzionerà d'ora in poi? Ma diciamo che ai cittadini di Cittadella, Tombolo e San Giorgio in Bosco non cambierà tantissimo, andrà un po' a migliorare perché i 2 centri di Tombolo e di Cittadella verranno chiusi, ma sono centri vecchi, non moderni, quindi quello che oggi è stato inaugurato è un centro all'avanguardia, ma le novità importanti per i cittadini è principalmente l'H24, quindi un'area dedicata ai cittadini che possono portare i rifiuti a qualsiasi ora del giorno e della notte. Siamo in una zona artigianale, industriale, quindi non si dà fastidio a nessuno, quindi il cittadino che decide di non tenere i rifiuti a casa ma vuole portarli con la propria tesserina di Etra può tranquillamente venirli a conferire. Chiaro che le regole del secco rimangono quelle di casa, nel senso non è che uno possa portare continuamente il secco, ma in base al numero dei componenti della famiglia uno avrà la possibilità di depositare gratuitamente il secco e poi andrà a pagare quello che porta in più. Questo l'obiettivo, è chiaro, è un obiettivo sfidante che è quello dell'agenda 2030 sul rifiuto riciclato, e quindi con l'aiuto di Etra ci stiamo sempre più avvicinando all'obiettivo. La nuova area H24, situata vicino al centro di raccolta, dotata di attrezzature ad accesso controllato, consentirà ai cittadini dei 3 comuni di conferire rifiuti riciclabili, carta, cartone, imballaggi in plastica, metalli, vetro, utilizzando l'ecotessera, in alternativa o in aggiunta al sistema di raccolta porta a porta, senza nessun limite e fatturazione aggiuntiva. Non solo un centro di raccolta differenziata, ma un centro riuso dove potremo raccogliere tutti i manufatti, i tessili per poter essere appunto riutilizzati, e un H24 dove poter accedere in qualsiasi momento, basta avere la tessera rilasciata dall'ente gestore Etra. Parola chiave, diceva lei, sinergia, no? La parola chiave per tantissimi obiettivi importanti, e in questo specifico ancora di più perché è nata dall'idea di 3 comuni che hanno voluto lavorare assieme, e otteniamo un'opera invece che andrà a servirne ben quasi 500.000, con tra l'altro finanziamento ottenuto grazie al PNRR, che fa sì che il costo di questo centro non vada a gravare sui nostri cittadini, ma venga appunto pagato tramite bandi sovracomunali, e in questo caso oltre bene il bacino.